il tema è che il cittadino va ad approvvigionarsi di informazioni in real time, entra nei siti, su WhatsApp arrivano i video, insomma, quanti non hanno visto i video cinesi o simil cinesi dove passava l'ambulanza e caricava i morti per strada? Ma secondo voi può essere possibile che ci siano i morti, gente che perde la vita camminando per strada? Vedevamo immagini cioè, erano video fake, i video che mangiavano i topi, probabilmente il video di un fake o di un altro paese. Fermo restando che mi risulta che qualche animale vivo comunque rientra nella dieta, ma non è questo il problema, non è questo il problema. Cioè i cinesi è giusto che abbiano i loro usi, cioè, tradizioni e tutto quello che è. Parliamo di altro, questo virus arriva con questo bagaglio di informazioni e disinformazioni e diventa una pandemia mediatica ancora prima del virus, cioè arriva prima la pandemia mediatica. Poi dopodiché le dirò che i social danno spesso la patente dei premi Nobel a gente che dovrebbe ancora imparare l'ABC, perché io leggo a volte delle robe che sono veramente imbarazzanti, sia da un punto di vista di asseverazione tecnica e scientifica, che da un punto di vista anche grammaticale in alcuni casi, il che la dice lunga su quello, non parliamo delle offese, delle sentenze, delle leggende metropolitane, cioè si diffondono leggende metropolitane imbarazzanti. Dopodiché le dirò, guardi, prenda l'uscita che a me è stata attribuita sulla Cina e peraltro io me ne scuso se qualcuno si sente offeso, ma per carità, ho un buon rapporto. Guardi, a differenza di quelli che parlano, io sono andato addirittura a inaugurare dei ristoranti loro, in tempi non sospetti, per cui figuratevi, a me non vengono a fare lezione.